Oggi siamo in località Rio Freddo ad Arsiero e facciamo un giro d'anello fino a Tonezza per il sentiero 538 in salita e 539 in discesa. Sono in compagnia di Rudy, Marco e Cristian. Ciao, dopo. Noi seguiremo il 538 contravvalle di Tonezza e scenderemo per il 539. Mi piace. Bello. Fatto... Col generatore elettrico. Sì, corrente idroelettrica. Sì, con impianto idroelettrico. Murette a secco. Daremo l'anello, scenderemo da qua, da Tonezza, da Contrasella. Noi saliamo di qua a sinistra. Il sentiero 538 costituiva una via di collegamento tra l'altopiano di Tonezza e fondovalle. Il sentiero 539, fino al secondo dopoguerra, questo itinerario ha costituito il percorso più battuto dagli abitanti delle contrade occidentali di Tonezza, per scendere in valle a Rio Freddo ed Arsiero per il piccolo commercio e per motivi di lavoro. Un passaggetto da stare attenti qua, ma niente di che. Praticamente è una frana. Si è staccata da lì. È nuova, ben segnalato. È quello. Sentiero difficile abbiamo fatto. In strada contravalle che arriva da Mangazolle, ecco qui, Barbarena. Bello, bel sentiero. Adesso risaliamo, pausa caffè e poi discesa fino alla macchina. Bella fontana, vecchia fontana del 1908.
Fare pausa, caffè e poi riprendiamo il cammino per la discesa. Dopo un'ora e 54 con pause e di 5 km e abbiamo fatto un attimo solo 600 metri di dislivello. Spizze di Tonezza, Forte Campolongo, pausa a Brulé, riprendiamo il cammino e facciamo il sentiero di Excalibur fino alla Spada nella Roccia e poi scendiamo verso la macchina. Accordo centrale 539. La Spada nella Roccia. Adesso provo a togliere la spada. Niente, sarà per la prossima volta. 589 Scattolari per Val Costalunga, un'ora e 15. Adesso scendiamo di qua. Qui ufficialmente parte la discesa, Rio Freddo, quello qua, Rio Freddo, discesa. Palestra di Roccia, sì. Non è proprio tutto agevole, fattibilissimo. Però non semplicissimo. Oh, 45 minuti di discesa, siamo arrivati a chiudere l'anello. Adesso andiamo giù a riprendere la macchina. Sentiero abbastanza impegnativo per escursionisti esperti. Quasi 10 km, 600 metri di livello e oltre 3 ore più pausa su, siamo ritornati alla macchina. Giro impegnativo per esperti, calzature adeguate per stare attenti, non per bambini. Un saluto da Michele, Rudy, Ciao Marco, Cristian. Ciao, alla prossima.